Sconfiggere l'adrenoleucodistrofia e sostenere progetti di assistenza domiciliare alle famiglie dei bambini colpiti dalle più rare malattie neurodegenerative è l'obiettivo che il Comitato Aurora porta avanti da anni con grande determinazione. Nuovo, grande appuntamento da non perdere quello di lunedì prossimo sul prato dello Stadio Flaminio, quando alle ore 20 si alzerà il sipario sulla 7ª edizione della Coppa dei Campioni di Solidarietà, uno special match con tanti personaggi dello sport e dello spettacolo a convocare sugli spalti il cuore del pubblico di Roma. Abbiamo un grande ex portiere della Lazio come Marchegiani, un ex portiere della Roma dall'altra parte, ovviamente abbiamo Vincenzo Montella, posso citare Paolo Negro, insomma Maccarone e Vergassola che sono appunto e Galloppa che sono calciatori di oggi, più attori quelli che abbiamo visto anche prima come Andrea Perroni, Lallo Circosta, tantissimi altri, Miseferi, Branciamore, quindi i Cesaroni, un po', diciamo ce n'è un po' per tutti i gusti, soprattutto vogliamo che vengano delle famiglie, vengano bambini, mamme, papà, perché purtroppo ciò che facciamo lo facciamo proprio per famiglie, con il nostro progetto Dottor Mamma e Papà, che hanno in casa un problema enorme, terribile, tragico come l'adrenoleucodistrofia o comunque le malattie genetiche e quindi è per loro, per cercare di raccogliere fondi per questo, al nostro giudizio nobile scopo, che ci mettiamo in gioco almeno una volta l'anno e grazie alle istituzioni riusciamo ad avere lo Stadio Flaminio. Lallo Circosta e Andrea Perroni spiccano tra i nomi importanti dei volti famosi che prenderanno parte alla 7ª edizione della Coppa dei Campioni della Solidarietà, promossa naturalmente dal Comitato Aurora. 17 maggio, questa partita, insomma, Campioni di Solidarietà, io faccio parte di questo progetto da moltissimo tempo, invito i telespettatori di Yes TV, giusto? Yes. Di aspettarci, di omaggiarci della loro presenza, vi aspettiamo numerosi, quindi è sicuramente un gesto che vi farà onore, perché si tratta di aiutare i bambini. Quando ci sono dei mezzo ai bambini non esiste nessuna bandiera, nessun colore, nessuna rivalità, quindi assolutamente siamo per i bambini. Assolutamente, quindi in prima linea. Lallo, allora, in prima linea a sostegno naturalmente di un'iniziativa importante. Ci mancherebbe altro, noi siamo sempre presenti ogni volta che si parla di bambini e siamo contenti di partecipare all'evento. Vi aspettiamo, mi raccomando, voglio, il 17 maggio, lunedì, allo Stadio Flaminio. Io sarò il portiere, perciò se volete ridere veramente venite a vedere quello che succede, sempre pronti per aiutare i bambini. Roma è sempre generosa e so che anche voi sarete generosi lunedì a partecipare alla manifestazione. La partita comincia alle 20, la manifestazione comincia intorno alle 15, venite che vi aspettiamo, Stadio Flaminio. Galeazzi sarà pieno di papetti. Ma sì, sarà pieno di papetti e pavette, i pupetti e i pupetti, come si dice a Roma, per i pupetti aiutiamo questo ed altro, evviva i papetti! Invece ho saputo che ci sarà anche Sandro Piccinini, sbaglio? Assolutamente, per una iniziativa importantissima, scatenate, vi aspetto tutti quanti allo Stadio Flaminio, non potete mancare, sarà presente anche il mitico Bruno Pizzol con la sua meravigliosa telecronaca, tanti gli amici Franco Califano, quindi saremo intanto sempre all'insegna dei papetti, come direbbe a Roma. Corriamo numerosissimi allora, tutti allo Stadio Flaminio lunedì, ciao!